Posta F, di fuori c'è Ramon Luis, parte abbastanza bene Rachmaninov, Bigi, ma deve forzare per non restare scoperta. Si ritraggono Rod Dreams e Ramirez B. Il primo ad andare in corda è l'allievo di Castiello, che va nella scia di risposta F, attaccata al largo da Ramon Luis, che insiste al paletto di 200, a mentre si ritrae Rachmaninov Bigi. Passa proprio il favorito, frazioni 15 un pelino scarsi. Si distende in avanti Ramon Luis, gruppo in fila indiana che si allunga sullo strappo dei primi due. Si è accodato in ultima posizione quella di Montagna, in terza c'è Rod Dreams che precede Ramirez B. 29,3 di quarto d'apertura, pista leggermente allentata, non piove, però un po' di fanghetto può esserci. Ramon Luis con Nando Pisacane al posto di Romanelli in vantaggio, prova a rallentare il ritmo, mantiene sempre 2 di margine su risposta F che gli trotta nella scia. Immediate vicinanze per Rod Dreams, Ramirez B e Rachmaninov Bigi, che dopo aver provato partenza si è ritratta in fondo al quintetto. Se ne va un tratto intermedio in controllo da parte del capofila. Il secondo quarto addirittura in 34,4, stoppata nettissima di ritmo. Cronometrista ufficiale che ringraziamo della collaborazione alle nostre spalle. Intanto Ramon Luis in vantaggio al giro di gara, che arriva adesso in totale controllo. Siamo nell'ordine dell'1:21. Si va a metà della penultima curva, non succede niente se non che Ramirez B ha gradualmente spostato al largo. 31,3 l'accelerazione di Ramon Luis. Posizioni che non variano, si prepara per lo sprint Ramirez per arrivare dritto, con la figura dritta in retta opposta, però a questo punto Ramon Luis inizia a camminare, risposta F un po' richiesta, Rodrim che rimane terzo in corda, scavalcato al largo da Ramirez che punta sui primi, rimane in fondo Rachmaninov Bigi, si va in piena spinta all'ultima curva, l'attacco deciso dell'allievo di Farolfi al quale Ramon Luis risponde allungando 39, un miglio con una seconda parte decisamente più veloce. 1 minuto e una virgola per gli 800 intermedi, ha perso il contatto risposta F sull'allungo di Ramon Luis e di Ramirez che va ad accodarsi. Farolfi lo fa rifiatare e cercherà l'ultimo attacco, ma Ramon Luis è in controllo. Adesso però Nando Pisacane gli richiede di stringere i denti perché Ramirez vi si ripropone al largo, arrivo entusiasmante, testa a testa, però nel finale Ramon Luis mantiene mezzo cavallo di vantaggio su Ramirez B. Per il terzo, lontana ma bene, torna Rachmaninov Bigi. Distanza trottata in 2,36, un po' scarsi, vediamo quello che dirà poi il ragguaglio ufficiale, la vittoria di Ramon Luis, il training di Paolo Romanelli che l'ha affidato in corsa a Nando Pisacane, i colori della Gili Rida, 2,45 il probabile e ufficioso ordine d'arrivo.